Nelle valli non ci sono sostanzialmente giovani e quelli che ci sono dopo un po' tendono ad andarsene perché nelle valli non c'è niente, cioè non c'è quello che c'è nelle città e quelli che rimangono comunque cercano di fare qualcosa per il territorio e ce la fanno, creano belle iniziative e fanno effettivamente qualcosa. Io alle attività del Rechan partecipo volentieri perché comunque è una cosa che riguarda il territorio e è un qualcosa che posso fare anch'io, cioè le attività sono interessanti e così non mi perdo, tra virgolette, le cose, cioè la benecia, perché poi stando comunque non nelle valli tutta la settimana o perennemente, mi sento un po', tra virgolette, lontana e il Rechan è un modo per avvicinarmi di più alla benecia. È mio nonno che mi ha avvicinato alle attività del Rechan e per questo gli sono molto legata.